pues di che ieri proprio saneos di visitare la isole de Bande dal mar. Allora io e Marie, cui turisti dall'Alnestri Alberg, in taxi os arrivati in Puert. Mary, la autista inglese dal taxi, nos ha presentato Calogero, il capitani de motobarche che nos farà fare il giro de isole. Dopo aver ascoltato il programma de giornate, la terza ed ultima sosta sarà intorno alle 3, 3 e mezza, in cui andremo a fare la sosta del dessert e del caffè. Ogni sosta... Olin fur dal Puert, lasciant la isole a sorelievat. Subit o passin per queste di Mursia, località archeologiche in antic abitate dal popolo dai Sesi e per Ponte Fram, là che a lei il Nestri Albier, là in dalt, e sot il Nestri Lit. Costegliant o l'in di lung, contents, fin arriva a Ponte Trepieris. Fin sot dall'abitate di Scauri. Il far di Scauri il Puert la Indalt il paese. All'è subito dopo che ho fatto il prim bagno. Dopo gioldu delle aghe fresche dal mar, ho l'in di lung passant per Ponte Nica e Ponte de Polache. Subito dopo ho passato un altro ponte dal non locale, Punta Sciacadda, che al vuol dire spaccatura. Si vede benissimo la spaccatura di questo ponte. Arrivati te parte più a sud de isole, te balade dai Turks, ho gustato la pastissute pantesche. In tecale di Ponte Limarsi in te saghis limpidis e scuris ho fasin il secondo bagno, ma anche ho scomincin la risalita de isole.
Vecchi allora Ponte Martingana. La bellissime queste nos ten sempre sveats per spettacolaritat des formis e dai colors. Tra gli stantis maraveis di queste, che de bande dal mar si pod invio di ben, a son i tanti landris sgiavats de sondis, ma anche formats al moment de colade laviche, quanche si è formate la isole. Una di questi maraveis è l'arc dall'elefante, che in realtà è anche mo più immagant viodut de terre ferme. Un'altra bellissime grandi visioni panoramiche di queste viodute de bande dal mar è Cala Levante. Un grand scoi che al divid la queste Levante di che a tramontan. La queste al di là de Cale Levante allora si chiama Cale Tramontane. In queste parte de isole si c'è un litoral piuttosto scuro e a plomb sul mar. Si vio di lontan il far più biel e grande de isole. È il far di Ponte Spadillo. In quest toc di queste è evidente che la isole in tante de seconda guerra mondiale e state coinvolte di brutto, tanti vevut distrutte la città di Pantellerie, poi ricostruite. Prima di rientrare in port, in quest trat di mar, al ripar dall'aiar di Tramontan, al ven fat il terzo bagno de giornate. Il tratto di queste in prossimità di Pantellerie città e mancul cretose, tant deriva a viodi in lontananze i prins da musi, periferie de città. Il port nos ven inquintri ad un cul bellissimo panorama di Pantellerie città. Si può dire che la giornata passata in barche nos vedi dat la soddisfazione di aver contemplato la conoscenza di queste isole piuttosto salvadie, ma colme di meravigliose visioni di fiume. Come il solito, la sera nos fa buon accetto la visione dal nostro giardino e dal sorelli che ogni sera bellissimo, al va sempre più in giù. Mandi!